Crescono i casi in Veneto e salgono anche i numeri della sanità. I ricoverati in area non critica in terapia intensiva sono tornati a far salire il grafico dell'emergenza coronavirus. Lo conferma anche l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin. Avete visto che in questi giorni, nelle ultime settimane, sicuramente c'è una ripresa, ancora molto controllata, ma c'è una ripresa. Per ora il virus circola in modo contenuto, ma è necessario stare molto attenti. Ci mettono in evidenza come il virus sta circolando in maniera molto contenuta, se vediamo anche l'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi fatti, quindi un'incidenza ancora molto molto bassa, però abbiamo dei segnali di ripresa, se avete visto, anche nelle attività ospedaliere. Segnali sicuramente ancora buoni e non sicuramente con apici che abbiamo visto a fine dicembre, ma che ci devono porre in una situazione di preoccupazione e di allerta. In Veneto e in Italia circolano ormai con percentuali molto alte soprattutto le varianti. La variante inglese con una circolazione sopra il 50% ormai in tutto il territorio. La variante brasiliana con una circolazione soprattutto nel centro Italia che oscilla tra un 25 e un 30%.